Per la prima volta le 78 paratoie del Mose si sono alzate contemporaneamente ed è un evento commentato in maniera diversa dagli esponenti delle varie forze politiche. Federico D'Incà, ministro veneto per i rapporti con il Parlamento, definisce il Mose uno dei più grandi scandali del nostro paese ed è solo grazie al governo Conte, aggiunge, che si è dato un impulso ai lavori per il completamento di un'opera costata circa 6 miliardi di euro, la cui posa della prima pietra risale ad oramai 17 anni fa. Non bastano invece gli annunci e le passerelle del Premier per il deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro, secondo il quale bisogna terminare i lavori al più presto perché c'è bisogno immediato di opere a tutela della laguna. Ma soprattutto, visto con gli occhi della politica locale, il test del Mose sconta il fatto di essere stato realizzato a mare calmo. Cosa poteva succedere se il mare fosse stato mosso e la marea entrante con forza? Se lo chiede ad esempio Giovanni Andrea Martini, presidente della Municipalità di Venezia e candidato sindaco per tutta la città insieme. Il risultato, con una situazione di mare calmo, osserva Martini, è stato di un tempo lunghissimo per il sollevamento delle paratoie e di una riallocazione non avvenuta per 6 paratoie per la sabbia entrata nei cassoni. Dubbi che sono anche quelli di Marco Gasparinetti, garante della lista civica Terra e Acqua, che si domanda come sarebbe andato il test con le condizioni che si verificano a novembre. Ma nonostante tutto, conclude, i veneziani devono augurarsi che il Mose funzioni e che consenta di salvaguardare la laguna e una città che non può permettersi un altro 12 novembre.